Venezia è in festa per celebrare Santa Caterina da Siena. I frati domenicani da secoli sono di casa a Venezia, nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, nel cuore di Castello e proprio a fianco dell'ospedale cittadino. E nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo è custodita una speciale reliquia della Santa. A spiegare il legame tra Caterina e la nostra città ci pensa padre Michele Scarso, superiore della comunità domenicana in Venezia e priore della Basilica. Da qui, dai Santi Giovanni e Paolo, è partito quel processo che ha dato poi origine alla sua canonizzazione, che è chiamato processo castellano, cioè quell'indagine sulla vita e le opere della Santa che hanno evidenziato la sua santità. Ai frati è affidata anche la cura pastorale della chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti dell'ospedale civile, dove da mercoledì pomeriggio sono iniziate le celebrazioni che culmineranno nella solenne Eucaristia della messa solenne sabato alle ore 18. Vogliamo invocarla a suffragio delle anime di quegli operatori sanitari e volontari che durante questi anni pesanti dell'epidemia dovuta al Covid-19 hanno dato la vita, per il sollievo e la cura delle persone sofferenti. Questo è il segnale, che vogliamo dare in modo particolare attraverso la presenza della reliquia, del piede della Santa, che porteremo appunto nella chiesa di San Lazzaro.